Io partirei dal presupposto che il Geraci ha meritato la vittoria. Noi stavamo riuscendo con le unghie e con i denti a portare a casa un punto, però sarebbe stato estremamente ingiusto in tutta onestà. È vero, purtroppo siamo in un momento in cui davvero stiamo cercando di compiere un miracolo, perché da qualche settimana a questa parte, tra addii, partenze, squalifiche, infortuni, hai detto bene, siamo ridotti veramente all'osso. Oggi eravamo in 16 senza un portiere di riserva, con un organico deficitario in alcuni ruoli, quindi da qui alla fine sappiamo che ancora saranno 90 più 90 minuti di sofferenze, però siamo stati bravi a costruirci un tesoretto che adesso continua a far dipendere l'esito della salvezza da noi, per cui dobbiamo subito archiviare questa domenica e pensare immediatamente alla prossima. Purtroppo abbiamo avuto delle partenze di un paio di giocatori che hanno preferito rientrare al loro paese, come Morales e Sendin, che sono state due partenze importanti. Avevamo anche squalificato a Ciccio Maggio, abbiamo qualche indisponibile per infortunio, quindi ci siamo ridotti a essere contati. Ma noi non dobbiamo pensare che questi siano alibi o motivi, diciamo, che spiegano le sconfitte. Le sconfitte poi sono spiegate con la prestazione sul campo, che oggi non è stata all'altezza, così come invece lo era stata la scorsa settimana contro il Favara. Mancano 180 minuti, sappiamo che dipende da noi. Domenica avremo una partita fondamentale in casa, credo alla luce dei risultati che vincendo domenica prossima dovremmo essere salvi, quindi non possiamo fare altro, ripeto, che concentrarci sulla partita che ci aspetta tra una settimana e lavorare al meglio durante questa. Noi non dobbiamo deprimerci, anche perché, ripeto, abbiamo una classifica che grazie al cielo ci permette di restare, come dire, con il motore a 1000 per provare appunto ad arrivare il prima possibile all'obiettivo. Avevamo detto che sarebbero state 3 partite difficili. La prima lo è stata contro una squadra che chiaramente era disperata e che era veramente forse all'ultima spiaggia, considerando anche il calendario nelle prossime due. Noi domenica dobbiamo giocare con equilibrio, con intelligenza, con calma, sapendo che abbiamo tutti i mezzi per provare a vincere la partita senza frenesia. Spero che la squadra, dopo la brutta prestazione di oggi, come spesso accade dopo una brutta prestazione, riusciamo a tirare poi fuori un po' di orgoglio che ci fa sempre poi giocare una buona partita, e mi auguro che sia così. Io credo moltissimo nel fatto che si vince o si perde a seconda che si giochi bene o male. Noi oggi abbiamo giocato male, infatti abbiamo perso. La scorsa settimana avevamo giocato una buona partita e non l'avevamo persa contro il Favara. Domenica spero che la prestazione sia una prestazione assolutamente contraria a quella di oggi, e che poi appunto porti i 3 punti che significherebbero salvezza. Giochiamo in casa di fronte al nostro pubblico, spero recupereremo Ciccio Maggio, spero di recuperare un paio di giocatori che non sono al meglio dal punto di vista fisico, e ripeto, ce la giocheremo al massimo sapendo che dipende da noi e che non dobbiamo guardare alle altre. L'infortunio di Persi Giacomo è un po' il manifesto di quello che dicevo prima. Considerate che abbiamo fuori Zerillo, che era il terzino sinistro, diciamo così, al momento con più presenze, quindi chiamiamolo titolare. Persi Giacomo gioca col Pro Favara per sostituirlo e si fa male, quindi non avevamo più terzini sinistri. Oggi lo abbiamo un po' rischiato, anche se in realtà era in grado di giocare, però è chiaro che quando tu vai in campo non al massimo e non, diciamo, al meglio fisicamente, poi anche un contrasto di gioco, che può essere un normale contrasto di gioco, diventa un problema. Dovremmo riuscire in qualche modo a rimetterlo in piedi nuovamente per domenica, ma appunto si tratta di miracoli settimanali per riuscire ad avere i calciatori in campo e non essere ancora più deficitari rispetto a come già non sia la situazione.